E si riparte, e questa volta si riparte ufficialmente perché l'appuntamento è di quelli importanti, la Supercoppa a Bari, opportunità per tirare un pochino il bilancio di quella che è la pre-season, ma soprattutto per quanto riguarda la crescita della squadra, con la famosa chimica che il Poz cerca quotidianamente. Sì, è vero, abbiamo cambiato determinati giocatori, quindi siamo un po' alla ricerca di quell'unità di intenti, ecco, nel fatto di andare tutti nella stessa direzione, di fare tutti la stessa cosa, soprattutto in difesa. In attacco poi io do sempre abbastanza spazio al talento e quindi non sono così rigido. In difesa no, in difesa invece secondo me dobbiamo, come dire, essere tutti sulla on the same page, come dico spesso io, e fare e difendere tutti nello stesso modo. Questa è una prerogativa che per me è estremamente importante. Un roster che stai ovattando giustamente perché ci sono gli equilibri da ricercare, però abbiamo notato che ci sono già delle individualità davvero incredibili, perché iniziando da Curtis Jerrels a finire poi a Miro Bilan, che ci pare di poter dire disegni basket. Beh sì, sono giocatori di talento e quindi è normale che in un periodo come questo, dove magari ti affidi un po' più all'individualità che al sistema di gioco, perché chiaramente siamo un po' indietro, è logico che chi ha questo talento riesce, come dire, a districarsi e a farlo vedere un po' di più, no? Però dobbiamo essere consapevoli e bravi a poi far sì che questo talento sia, come dire, la punta di un sistema funzionante, e quindi stiamo lavorando affinché tutto ciò accada e ti ripeto, siamo un po' in ritardo, ma va bene così, saremo già pronti sabato per combattere, questo è poco ma sicuro. L'ottica, quindi il focus, diciamo meglio, è orientato per quello che sarà il prossimo futuro, perché ormai non c'è più tempo, dopo la Supercoppa subito campionato, poi Champions League, grandi impegni dal punto di vista fisico, però soprattutto mentale, e quindi è giusto che sia così, i tempi per l'amalgama ci vogliono, però questa è una squadra, l'abbiamo vista in allenamento, mi pare che ascoltino molto. Sì, diciamo che ormai abbiamo poco tempo per, come dire, dedicarci solo ed esclusivamente alla costruzione di quello che è il nostro sistema di gioco, perché da sabato iniziano le partite che contano e quindi dovremmo essere bravi, come dire, a fare entrambe le cose, a focalizzarci sulla crescita della squadra, ma al tempo stesso giocare le partite nel miglior modo possibile. Non è semplice, chiediamo un po' di pazienza ai tifosi, ma consapevoli del fatto che stiamo lavorando affinché tutto ciò accada. Buon vento, coach. Va bene, grazie.